Giallo verde fisso, avviso di via libera a 30 e contemporaneamente con il triangolo sotto via libera indeviata a 30 km/h. Inizia così la marcia del treno misto 53182 da Gorizia Centrale verso Nuova Gorizia. Si parte dal quarto binario dotato di una telecamera. Questo è richiesto dalla Guardia di Finanza, che così controlla dall'alto i vagoni. Il traffico fra le due stazioni di Gorizia è soprattutto un traffico merci. Tuttavia esiste una coppia di treni con una carrozza viaggiatori attaccata subito dietro la motrice. Questa relazione da un paio d'anni non figura più nell'orario ufficiale, però in realtà esiste sempre. E questo è il treno dell'andata. La relazione internazionale, come si è detto prima, esiste dal 1960. Il nostro treno si avvia a trazione diesel perché la linea di Nuova Gorizia non è elettrificata. La locomotiva è la D345 delle FS. Generalmente si usano qui due locomotive accoppiate per poter avere un notevole tonnellaggio nei treni merci e ridurre il numero dei treni. Oggi però una locomotiva era guasta e quindi il treno è trainato da una sola motrice diesel. In più anche questa motrice presenta dei guasti al motore, per cui il suo funzionamento è alquanto precario, come si può sentire dal rumore. Siamo ora sul binario di corsa della linea Udine-Bivio-San Polo, cioè la linea Udine-Monfalcone, la linea verso Trieste. Questa era l'antica linea che veniva da Trieste e andava al confine di Cormons, la linea della società Sidban. Stiamo attraversando il grande piazzale di Gorizia Centrale. Ci avviciniamo ora al segnale di partenza della stazione. Il segnale di partenza infatti dalla stazione viaggiatori è il primo segnale di partenza che fa da avviso a questo che è il secondo segnale di partenza. Ecco il segnale rosso-verde, velocità ridotta 30 e numero 1, direzione Nuova Gorizia. Davanti a noi prosegue la linea verso Monfalcone. Ed ecco ora lo scambio, dove anche finisce la linea aerea di diramazione verso Nuova Gorizia. Questa situazione, così come la vediamo con i binari tronchi sulla sinistra, esiste dal 1989, quando è stato attivato il nuovo apparato ACEI. Prima la linea si diramava un po' più a sinistra e questa curva era meno stretta. Si prende ora direzione est e ci dirige verso il confine di Stato. Ecco ora il segnale di protezione rovescio di Gorizia, l'antica Gorizia Centrale. E inizia ora il rettilineo che ci porta verso la stazione di Vrtojba. La linea che stiamo ora percorrendo è nata nel 1902 come linea della società privata di Heidenschaft, la Wippacher Talbahn. Questa linea venne esercitata dalla compagnia Sidban che pagava il pedaggio alla società privata e poi
passò all'esercizio delle ferrovie imperiali dello Stato con la costruzione della ferrovia di Wokhine. Poi, come si è visto, alla fine degli anni 20 questo tratto di linea venne raddoppiato dalle FS. Ci stiamo ora avvicinando al confine di Stato. In fondo è già visibile il segnale di entrata di Vrtojba. Il segnale non è preceduto dal segnale di avviso. In realtà lo si vede bene, nel film non lo si vede ancora bene. Non è preceduto dal segnale di avviso per un'anomalia di impianto. Comunque qui è tutto rettilineo e il segnale si vede da lontano. La linea qui è praticamente pianeggiante, siamo in lieve salita dell'1 per 1000. Come si sente, la nostra macchina arranca parecchio. Quel verde è il segnale di protezione di Vrtojba. E non ha l'avviso allora. Ecco ora il segnale d'avviso rovescio di Gorizia. Siamo quasi al confine di Stato. Siamo sul vecchio. Ecco, abbiamo passato il confine ed ecco il segnale di entrata di Vrtojba verde, via libera con avviso di via libera. Vrtojba è l'antica stazione di Gorizia San Marco, creata nel 1927 dalle FS. Prima vi era la fermata della linea locale divenuta stazioncina dopo la Prima Guerra Mondiale. Sulla sinistra. La stazione che ora stiamo attraversando è stata realizzata dalle FS a quei tempi e, come vedremo dal fabbricato viaggiatori, presenta inconfondibilmente lo stile delle stazioni italiane. Ecco ora la stazione attuale di Vrtojba, l'antica Gorizia San Marco. In fondo il segnale di partenza ci dà via libera. Ed ora, dopo gli alberi, vediamo sulla sinistra l'antico fabbricato della San Pietro di Gorizia della linea locale. L'antica stazione, oggi abitazione. Qui il doppio binario del 1927 poi si allontanava verso destra, verso Valvociana. Protezione al bivio. Partenza. Qui una volta vi era la diramazione e poi dopo il 1927 la linea indipendente. Ecco il segnale di partenza. C'è. Come si pronuncia? Ed ecco il punto dove un tempo vi era lo scambio. A destra si allontanava il doppio binario del 1927, mentre qui nel 1929 venne resa indipendente la linea verso Gorizia Montesanto. Ora siamo in salita del 12 per 1000. Siamo nella zona di Gorizia Szentpéter e ci avviciniamo al bivio di Mark. Il bivio di Mark si trova quasi nella medesima posizione dove un tempo si trovava il bivio fra la Wokhiner Bahn e la diramazione per raggiungere Gorizia Südbahnhof, bivio che poi venne eliminato dalle FS nel 1929. Ed ecco il bivio di Mark, il chilometro 92,128 da Jesenice. La nostra linea confluisce ora nella linea Jesenice-Cesana. Questa ridotta Ora abbiamo una lieve salita dell'8 per 1000. ai guasti non ripara. Abbiamo percorso la linea di collegamento, siamo ora quindi sulla linea principale. Sui 40-45. Sì, qua stanno facendo una deviazione dall'autoporto. Come si vede dalla sede stradale, accanto vi è il vuoto. Qui vi era, dal 1929 alla Seconda Guerra Mondiale, il binario indipendente che collegava Gorizia Centrale con Gorizia Montesanto. Lì sono gli orti di famiglia.
nostra motrice continua, sia pure con difficoltà, a marciare. A causa dei suoi acciacchi, oltre al rumore penoso, non riesce a superare la velocità di 40 km all'ora. C'è un'apparecchiatura che dovrebbero sostituirla, ma manca scorta e via. No, te la faremo su adesso. No, perché il programma è... Siamo ora in direzione nord, abbiamo aggirato completamente a semicerchio la città di Gorizia. inutile andare attorno a una macchina così. Ora, qui sulla sinistra, il confine di Stato si accosta alla linea e poi vi rimane accanto ad una distanza media di 4-5 metri. Quando venne deciso, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il nuovo confine di Stato, fu proprio la ferrovia di Vukain il punto di riferimento. La ferrovia doveva restare in Jugoslavia. La città, invece, doveva restare in Italia. Ecco ora la tabella che ci annuncia un segnale di un passaggio a livello ed ecco che si è accesa la luce bianca lampeggiante che ci indica che le luci di protezione del passaggio a livello e l'autostrada sono entrate regolarmente in funzione. L'altro è l'avviso di Nuovo Gorizia. Si passa ora un ponte di 5 metri. Verde ci indica il 2, ci indica la velocità di ingresso dagli scambi. Ora abbiamo invece il ponte di 10 metri sopra l'importante valico stradale della Casa Rossa. Il confine è qui vicinissimo, gli alberi che vediamo a sinistra sono in Italia. Ed ecco il segnale d'avviso, verde lampeggiante, avviso di velocità ridotta e sotto il numero 2, velocità 20, il segnale d'avviso di Nuova Gorizia. Anche le case che vediamo fino in fondo sulla sinistra sono tutte in Italia. Invece a destra vi è la Slovenia. Una linea quindi con la vista su due stati diversi a seconda del lato dove si guarda. Ci avviciniamo ora al piccolo passaggio a livello, quello che prima ci è stato preavvisato dal segnale di controllo delle luci l'autostrada. Un passaggio a livello curioso perché internazionale. Oltre alle sbarre che proteggono la ferrovia, abbiamo a destra il posto di confine sloveno e a sinistra il posto di confine italiano. Ci avviciniamo al colle della Kostanjevica. Anche queste case davanti a noi sono tutte in Italia. Il confine, come si vede, è a 3 metri sulla sinistra. Ed ecco il segnale di entrata di Nuova Gorizia, giallo lampeggiante su giallo, velocità ridotte, avviso di fermata e la cifra 2, velocità 20. Ci appaiono le due gallerie della Kostanjevica. La galleria dove noi entriamo è la vecchia galleria, la galleria invece a sinistra è la nuova galleria attivata dall'FS nel 1929 e poi chiusa dopo la Seconda Guerra Mondiale, oggi passaggio pedonale. Ecco la galleria della Kostanjevica lunga 228 metri. Al suo sbocco siamo alla stazione di Nuova Gorizia.
passaggio a livello sulla area Ceva Zesta e poi gli scambi di entrata. Vediamo ora questo tronchino a sinistra che è appunto il binario che un tempo andava indipendente verso Gorizia San Marco e Gorizia Centrale. Ed ecco in fondo il grande edificio delle imperiali ferrovie austriache, l'odierna stazione di Nuova Gorizia, una stazione che ha cambiato nome più volte. Gers Stadtbahnhof ai tempi dell'Austria, Gorizia Nord nel 1918, Gorizia Montesanto nel 1923 e oggi Nuova Gorizia. Il nostro treno dovrebbe ora restarsi qui davanti, ma poiché non vi sono viaggiatori non si arresta e poi deve comunque subito tirare avanti per liberare di coda il passaggio a livello. Ecco il manovratore che ci attende. Non vale niente, siamo dimenticati. Il manovratore è salito senza che il treno fermi e si prosegue ora fino in fondo al binario di arrivo per liberare di coda il passaggio a livello e gli scambi. E finisce così questo brevissimo viaggio internazionale del merci 53182 fra Gorizia Centrale e Nuova Gorizia. Valico di seconda categoria dove sono quei pini là, l'ingresso della strada parallela, per il Saltano. L'automotrice slovena 813-814-105, la medesima del treno speciale dei 90 anni della ferrovia di Bochum, è ora pronta ad effettuare il treno locale 4253 Nova Gorizia ai Dobšiná. Queste automotrici sono di costruzione Fiat, sullo stesso principio delle ALN 668. Un gruppo di esse ha avuto però la carrozzeria rinnovata. Tutte queste motrici rinnovate viaggiano sulla linea di Bochum. Vediamo qui visioni del posto di guida e dell'orario di servizio. Il segnale di partenza si è disposto a via libera, verde-giallo. Via libera in deviazione, normalmente 40, ma qui in questa stazione è 20. Il treno riceve l'ordine di partenza. Si esce in deviata da Nuova Gorizia. Da qui fino a Porvacina si percorre la linea principale Jesenice-Sesana. Ecco il segnale di partenza e poi si accende il segnale di controllo del passaggio a livello, con la luce bianca lampeggiante. Vediamo le due gallerie della Kostanjevica, entrambe di 228 metri. La galleria a destra è quella del periodo FS, aperta nel 1929
e chiusa dopo la seconda guerra mondiale, oggi passaggio pedonale. Il treno prende velocità, si sbocca dalla galleria della Costagnevizza e abbiamo il passaggio a livello internazionale. Le case che vediamo a destra sono tutte in Italia. Siamo ora in lieve discesa dell'8 per 1000. Anche questo gruppo d'alberi che vediamo a destra si trova in Italia. Si passa ora il ponte sopra l'importante valico stradale della Casa Rossa, lungo 10 metri. Proprio davanti a noi sullo sfondo l'ospedale di Nuova Gorizia. Ed ecco il segnale d'avviso del bivio che è passato a verde, avviso di via libera. Il bivio un tempo era presenziato, ma oggi è telecomandato dalla stazione di Wörtheuba. La situazione di oggi è analoga a quella del 1906, quando qui uno scambio diramava la linea verso Gorizia San Pietro della linea locale e Gorizia Sivbanov, l'odierna Gorizia Centrale. I due scambi differiscono come posizione di 10 metri ed ecco ora il segnale verde via libera sul bivio. Il bivio ha preso il nome di Mark Cepisce. Mark, più che un nome sloveno, sembra un nome inglese. Probabilmente il nome deriva dai tempi dell'occupazione anglo-americana, un adattamento fonetico di Marco. Ed ecco la fermata Gorizia Szentpéter, l'antica San Pietro di Gorizia. Un tempo presenziata dal dirigente Movimento per il Bivio ed ora impresenziata. La tabella S per Stoi, punto di fermata. Il capotreno dà il via e si riparte da Gorizia Szentpéter. Ora una breve piccola salita. Sempre all'8 per 1000. Qui un tempo, come si è detto, dal 1906 al 1929 vi fu il triangolo, i famosi bivi di San Pietro. Quegli alberi che vediamo sulla destra sono cresciuti sul terrapieno dell'antico binario, un tempo il binario unico della linea locale. Qui vi era il bivio, denominato bivio meridionale, prima ai tempi dell'Austria, Einmündung in die Hauptlinie, e poi dopo il 1927 in questo punto, ora avevamo accanto a noi il doppio binario della linea Gorizia Centrale Prevacina. Qui avevamo perciò 3 binari. Siamo ora ad un piccolo culmine, un tratto orizzontale, e poi la linea comincia a scendere. Inizia ora la discesa che arriva al 15 per 1000. E qui in questo punto si trovava, ai tempi della prima guerra mondiale, il raddoppio Kemperlische Stelle, un posto di scarico militare. L'attuale linea di Bochum scende, l'ampia sede stradale era fatta per 3 binari. Il nuovo binario, come si vede, si è collocato praticamente in mezzo, ma nelle curve si sposta qua e là. Si è sfruttata l'ampia sede appunto per poter addolcire le varie curve.
Con questo ponte di 7 metri si passa sopra la strada Nova Gorizia-Cesana. Ed ecco le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Volci a Draga. Il segnale semaforico col quadrato rovesciato ci avvisa via libera. Ed ora il segnale di entrata di Volci a Draga con l'ala alzata a 54 gradi ci dà via libera per l'entrata in stazione. Il nostro treno si ferma ora a Volci a Draga. Volci a Draga significa alla lettera Valle dei Lupi. L'Italia invece lo cambiò nel somigliante Valvociana, foneticamente somigliante ma completamente scollegato dal significato. Ed ecco ora la stazione dalla tipica architettura della ferrovia privata della Valle del Vipacco. Si riparte da Volci a Draga. Il tratto ora da Volci a Draga a Porvacina, dal 1928 alla fine della seconda guerra mondiale, era a doppio binario. Questo tratto ai tempi dell'Austria apparteneva sempre alla ferrovia privata di Aidussina e perciò dal bivio di San Pietro a Porvacina le ferrovie imperiali austriache pagavano un pedaggio per l'uso del binario per la linea principale Jesenice-Trieste. All'uscita da Volci a Draga abbiamo la pendenza minima del 3 per 1000. La tabella ci annuncia la fermata di Okroglica, poi si passa il ponte sul torrente Liak di 22 metri e subito dopo un altro ponte di 7 metri. E siamo arrivati alla fermata di Okroglica, che esiste dal 1953. Nella medesima esatta posizione durante la Prima Guerra Mondiale si trovò la stazione militare di Gradiscuta con ben 10 binari. Qui vi è un pericoloso passaggio a livello, l'auto comunque è stata prudente. Ecco la fermata di Okroglica, non tutti i treni si fermano. Ora siamo praticamente in pianura. Siamo sempre sul tratto un tempo a doppio binario, come si vede dal vuoto sulla nostra destra. No, non bocciarsi. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale d'avviso
di Porvacina. Ed ecco il segnale col quadrato rovesciato però individuato dalla grande X che ci avvisa la via libera. La velocità di questo tratto di linea è di 80 km l'ora. Ecco ora il segnale di entrata di Porvacina. Anche questo con l'ala alzata a 54 gradi ci dà la via libera per l'entrata in stazione. Durante la Prima Guerra Mondiale, per motivi militari, Porvacina venne dotata di un piazzale militare, posto a quota un po' più bassa. Vediamo ora sulla destra la deviata che porta nell'antico piazzale militare. Il nostro treno si ferma ora alla stazione di Porvacina, divenuta nel 1906 la diramazione verso Trieste della ferrovia di Wochein. Anche il fabbricato di Porvacina ci ricorda l'origine della società privata della linea della Valle del Vipacco. Si riparte da Porvacina sulla linea diramata di Aidovšina. Questa linea ha rischiato la chiusura, ma si è salvata. Si è salvata però con un esercizio di tipo economico. Le stazioni intermedie sono state soppresse, vi è un'unica sezione di blocco fra Porvacina e Aidovšina. Ora si passa il ponte sul fiume Vipacco, la Vipava slovena, lungo 50 metri. A sinistra di questo ponte, dal 1929 alla Seconda Guerra Mondiale, vi era un altro ponte, il nuovo ponte costruito dall'FS per rendere indipendente la linea di Aidovšina dalla linea di Trieste. Ed ecco ora il nuovo bivio che ci porta sulla linea di Aidovšina. Il vecchio bivio invece dei tempi dell'Austria si trovava qui, dove la linea per Trieste inizia alla curva. Ecco ora la tabella che ci annuncia una fermata. Vi è qui il villaggio di Dornberg, l'antico Dornberg divenuto in sloveno Dornberg, che in italiano è Monte Spino. E abbiamo qui l'antica fermata della linea locale, un tempo anche stazioncina, Dornberg Vass, cioè Monte Spino Paese. Il treno riparte ed ora un cane del tipo Lassi sembra cercare guai, ma poi prudentemente si ritira, mentre intanto una luce bianca lampeggiante di passaggio a livello ci ha annunciato il corretto funzionamento del successivo passaggio a livello. Inizia ora una salita al 9 per 1000 che poco più avanti diventa al 13 per 1000. Un piccolo ponte di 5 metri.
Poi si ha il nuovo passaggio della Vipava e qui abbiamo l'unico grande ponte di questa linea, il ponte Vipava lungo 54 metri. La nostra velocità è ora 60 su tutta questa linea, costante, però non deve venire superata. Abbiamo ora il primo tunnel di questa linea, il tunnel di Dornberg, lungo 226 metri. Qui tocchiamo un piccolo culmine e poi la linea comincia a scendere del 9 per 1000. Durante la prima guerra mondiale, fra la linea di Wohein e questa linea venne costruito un raccordo militare fra Stesche e Batuje per evitare la stazione di Porvacina che era soggetta a bombardamenti. Il raccordo proveniva dalla destra e ancora oggi sono visibili delle tracce. Questa strada campestre che vediamo qui a destra, mentre intanto si è accesa la luce di controllo di un passaggio a livello, questa strada è l'antico raccordo militare della prima guerra mondiale. Ed ecco così l'antica stazione di Batuje, oggi chiusa, però come vediamo vi sono dei binari deviati al servizio di un'industria. Ecco il fabbricato sempre nello stile della società privata. Questo quindi è oggi una fermata però anche scalo merci, quindi come si dice in sloveno non postaja lisce ma naklada lisce. Batuje ai tempi dell'Italia venne cambiato in Battuglia. Si riparte da Batuje. La valle del fiume Vipava è molto ampia. Noi corriamo praticamente in mezzo ad essa e siamo in una zona praticamente pianeggiante. Ora abbiamo una lieve salita del 5 per 1000, ma poco più avanti avremo l'orizzontale. Ecco ora il tratto perfettamente orizzontale.
Inizia ora una lieve salita, prima del 4 e poi del 6 per 1000. Una tabella che ci avvisa una fermata, poi un alto segnale di passaggio a livello. La fermata dove ora arriviamo era un tempo stazione, la stazione di Kamnie, posta in una zona isolata. I paesi sono qui abbastanza lontani e quello che dà il nome alla stazione si trova a 4 km sulla sinistra. Ecco l'attuale fermata di Kamnie. Ai tempi dell'Italia Kamnie divenne Kamigna. Si riparte da Kamnie ed ora la salita aumenta al 12 per 1000. Un ponte di 10 metri. Poi la salita aumenta al 15 per 1000. Altro segnale di controllo di passaggio a livello.
La tabella ci avvisa la prossima fermata. Altro segnale ora di controllo di passaggio a livello. Ed eccoci arrivare ad un'altra stazione chiusa, oggi ridotta a fermata. Dobraulie, che ai tempi dell'Italia venne chiamata Dobraglie. Si riparte da Dobraulie ed ora abbiamo il punto di massima pendenza di questa linea, il 16 per 1000. Vi è qui ora il secondo tunnel della linea, il tunnel Dobraulie lungo 98 metri. Altro segnale che ci avvisa una fermata, mentre continua la salita al 16 per 1000. E dopo questo segnale di controllo di passaggio a livello, arriviamo alla stazione culmine di questa linea. L'antica stazione Heiligenkreuz Zesta. L'Italia tradusse alla lettera Santa Croce strada. Poi la strada venne eliminata e il nome divenne Santa Croce di Aidussina. Con la Jugoslavia poi, eliminato il santo, ecco solo Zesta, il nome attuale. Anche questa stazione è oggi fermata. Si riparte da Zesta, un altro segnale di controllo di passaggio a livello.
E abbiamo ora una contropendenza al 15 per 1000. Un altro segnale di controllo di passaggio a livello. Un ponte di 6 metri e poi siamo in un tratto pianeggiante, nell'ampia piana di Aidovšina. Siamo ora quasi al passaggio a livello. Un passaggio a livello pericoloso. Il macchinista prudente preferisce rallentare, anche se ciò non è previsto dall'orario. Intanto ecco il segnale d'avviso verde, avviso di via libera di Aidovšina. Siamo nell'ampia vallata dove si trova Aidovšina. In fondo vediamo il margine della selva di Piro, il bastione montuoso che poi termina nel monte Nanos. La valle della Vipava, come si vede, è qui molto ampia. Ed ora il segnale di entrata verde ci dà via libera per l'ingresso in stazione. Dopo 15 km di percorso su questa diramazione, eccoci arrivare al capolinea, la stazione di Aidovšina, che in tedesco si chiamava Aidenschaft e in italiano Aidussina. E qui abbiamo ora un incrocio con un treno merci. La stazione, infatti, come si vede, era condata con molte industrie. Il macchinista del treno merci ora ci saluta col faro. La motrice è una motrice della serie 642, una motrice nata per i servizi di manovra ma che viene usata anche per questi brevi treni merci su linee secondarie. Il treno locale 4253 da Nuova Gorizia termina così la propria corsa nella stazione capolinea di Aidovšina. Subito dopo il treno merci parte verso Prvačina. In fondo vediamo il paraurti dove termina questa linea, oggi diramazione della linea principale e invece nata nel 1902 come linea della società privata da Gorizia ad Aidovšina, la Vipavská. Ed ecco il treno merci che se ne va. La locomotiva monumento che si trova proprio accanto alla stazione di Aidovšina. L'antica serie 99 delle KKSTB, cioè le ferrovie imperiali.
La stazione di Aidoshina, dall'elegante architettura tipica della società privata. La 813, 814, 105 attende l'ora della partenza per effettuare il treno verso Nova Gorica. Ancora visioni della 99. Questa locomotiva era nata proprio per queste linee secondarie. Il confronto tra l'antico e il moderno. La 99 divenne poi la 153 delle ferrovie jugoslave. Da notare il curioso parascintille sul fumaiolo. Una voce popolare diceva di queste macchine che lì il macchinista metteva a cuocere il proprio pranzo. Ed ecco la tabella che spiega le caratteristiche della locomotiva, spiegando pure che ha viaggiato su questa linea. Ed ecco la nostra automotrice dei tempi moderni. La 813, 814, 105 è la stessa motrice che il 20 luglio del 1996 ha effettuato il treno celebrativo dei 90 anni della ferrovia di Bohin. Il treno 4252 è ora il locale Aidoshina Nuova Gorica. Siamo pronti alla partenza. Ordine di partenza da parte del dirigente movimento. Il macchinista avvia il treno. Si parte così da Aidoshina per tornare a Nuova Gorica. La linea, come si diceva, è esercitata in regime economico. Oggi abbiamo soltanto 2 coppie di treni, al mattino e all'ora di pranzo, che non circolano in luglio e in agosto. Sono treni, cioè, più che altro per studenti pendolari. Si esce dal piazzale di Aidoshina e siamo ora sul tratto pianeggiante. Segnale di controllo di passaggio a livello. La linea ora prende a salire, prima all'8 e poi al 15 per 1000.
segnale di controllo di passaggio a livello. La tabella ci avvisa ora una fermata. Ed eccoci al punto culminante della linea. L'antica stazione, oggi fermata, di Zesta. Un tempo Heiligenkreuz Zesta. Si riparte da Zesta. Ed ora la linea scende al 16 per 1000. In questo tratto abbiamo la massima pendenza di questa linea. Come si è già detto all'andata, la velocità massima ammessa è 60 km/h. Avviso di fermata e passaggio a livello. E poi il tunnel di Dobraulie lungo 98 metri. Ed eccoci alla stazione soppressa, oggi fermata, di Dobraulie. Si riparte da Dobraulie. Siamo nuovamente in discesa del 15 per 1000.
Segnale di controllo di passaggio a livello. Ed ecco la tabella che ci avvisa la fermata successiva. Si passa questo ponte di 10 metri. La pendenza si attenua al 12 per 1000. Ed ecco l'antica stazione, oggi ridotta a fermata di Kamnia, in una zona isolata. Si riparte da Kamnia. Siamo ora in un tratto in lieve discesa tra il 6 e il 4 per 1000. Siamo ora in un tratto praticamente orizzontale. Segnale di controllo di passaggio a livello.
In lievissima discesa del 5 per 1000 si arriva allo scalo di Battuie, un tempo stazione, oggi fermata però con binari deviati al servizio di un'industria. Sulla nostra sinistra vediamo, subito accanto al binario, una strada campestre. E questo il tracciato del raccordo militare della Prima Guerra Mondiale che univa la linea di Hajdovština con la linea di Vochain. Si riparte da Battuie e poi si comincia a salire al 9 per 1000. Droga za stešky. Nie. Co? To je stara proga za stešky. Ja. Vediamo chiaramente l'antico tracciato militare che si allontana verso sinistra. Nova Gorica, prvačina. Ora si sale al 9 per 1000 verso questo altro piccolo culmine. Al punto culminante vi è il tunnel di Dornberg, lungo 226 metri. Ed ora siamo in discesa del 13 per 1000. Poi si passa il fiume Vipava con il ponte di 54 metri. Intanto una tabella ci avvisa la successiva fermata. E poi vediamo anche le tavole di orientamento del segnale d'avviso di Prvacina. Mentre la pendenza si attenua al 9 per 1000, il segnale d'avviso col quadrato rovesciato ci avvisa via libera. Vediamo la grande X. Ed ecco ora la fermata attuale, un tempo stazione di Dornberg Vass. Oprostite, moment, mi ovdje, moment, samo malo. Ja. Čakaj da zamenja kaseta. Ja, Ok. dobro. Si riparte da Dornberg Vass. A dire il vero,
Siccome noi siamo su una diramazione, il segnale dovrebbe dare velocità ridotta con entrambe le ali alzate. Invece dà semplicemente via libera, con l'ala principale alzata. Siamo al bivio che ci fa confluire nell'antica Wocheiner Bahn, la linea di Bochum, la Jesenice-Trieste, oggi Jesenice-Cesana. Ecco il segnale di protezione del bivio, che è anche il segnale di entrata di Porvacine. Qui un tempo vi era lo scambio ai tempi dell'Austria. E questo è invece lo scambio odierno, spostato verso la stazione. Il binario dritto davanti a noi era un tempo il doppio binario dell'Italia del 1929. Si passa il ponte sul Vipava lungo 50 metri e siamo così ora sull'attuale linea principale alla stazione di Porvacine. A sinistra l'antico piazzale militare della Prima Guerra Mondiale, tuttora usato per servizio merci. La stazione di Porvacina nello stile della ferrovia privata. No. Non si riparte subito perché il macchinista riceve una prescrizione dal dirigente movimento di Porvacine. Poi viene dato l'ordine di partenza. Si lascia il piazzale di Porvacina, da sinistra confluisce il binario del piazzale militare. E siamo ora sul tratto che dal 1929 alla Seconda Guerra Mondiale vide il doppio binario.
Siamo qui praticamente pianeggianti. Ci avviciniamo all'attuale fermata di Okroglice. Durante la prima guerra mondiale venne costruita la stazione militare di Gradiscutta, che coincideva esattamente con l'attuale casello della fermata. Questa stazione militare ebbe ben 10 binari. Ecco la tabella che ci indica la fermata. Come si può notare, oggi non vi è più la minima traccia di questa antica stazione così grande. Ecco intanto le tavole di orientamento dell'avviso di Volčija Draga. Il treno intanto rallenta per fermare all'attuale fermata di Okroglice, che esiste dal 1953 ed è un casello munito del marciapiede. Si riparte da Okroglice, in lieve salita del 3 per 1000. Ecco il segnale d'avviso di Volčija Draga col quadrato rovesciato avvisa via libera. Dopo un piccolo ponte di 7 metri si passa il ponte sul torrente Liac di 22 metri. Ora il segnale di entrata di Volčija Draga con l'ala alzata a 54 gradi ci dà via libera. Ed ecco il nostro treno fermarsi a Volčija Draga. La sede del tir 2 postoji Nova Gorica, 37 učenika Peruana. Ok. Da. Si riparte da Volčija Draga. Siamo ora in salita del 15 per 1000 e qui in questo tratto dal 1928 alla seconda guerra mondiale si ebbero 3 binari. Il binario della ferrovia di Bochain e a sinistra il doppio binario della ferrovia Gorizia-Prevacina.
si passa sopra la strada con un ponte di 7 metri. Si passa sotto la nuova autostrada. Siamo ora al punto dove durante la prima guerra mondiale vi era lo scalo militare del raddoppio di Kemperlische-Verladestelle. Ed ecco ora le tavole di orientamento dell'avviso del bivio che con la luce verde ci avvisa via libera. Sulla nostra sinistra il terrapieno dove si allontanava il doppio binario verso Gorizia San Marco e Gorizia Centrale. E qui vi era, ai tempi della costruzione della linea, il bivio Einmündung in die Hauptlinie, poi divenuto con l'Italia bivio meridionale. E poi il nostro treno si ferma all'attuale fermata Gorizia-Schempeter, un tempo presenziata dal dirigente movimento che comandava il bivio. Vediamo il segnale verde che protegge il bivio, che ci dà via libera. Oggi il bivio è telecomandato dalla stazione di Wörtheuba. Si riparte da Schempeter ed ecco il bivio della diramazione verso Gorizia Centrale, l'attuale Mark Zepisce, cioè il bivio Mark, che differisce di 10 metri dal bivio originario delle ferrovie imperiali. Il bivio Azweigung nach Gerd Sidbanov, divenuto poi con l'Italia bivio Nord. La sede vuota accanto al nostro binario ci ricorda il binario indipendente fra Gorizia Centrale e Gorizia Montesanto, attivato dall'Italia nel 1929. In lieve salita dell'8 per 1000 ci dirigiamo verso il capolinea. Ora il confine di Stato si accosta alla linea, pochi metri a sinistra. Si accende il segnale di controllo del passaggio a livello. Poi si passa il ponte di 10 metri sopra il valico stradale della Casa Rossa. Gli alberi a sinistra sono in Italia. Ed ecco il segnale verde lampeggiante avviso di Nuova Gorizia col numero 2, avviso di velocità 20. Si passa il passaggio a livello internazionale. Qui ora il confine si accosta molto ai binari, le case che vediamo sono tutte in Italia. E poi il segnale di protezione di Nuova Gorizia, giallo lampeggiante su giallo, velocità ridotte, avviso di fermata, velocità 20 con la cifra 2. Si entra nella galleria della Costanievica di 200.
Si sbocca dalla galleria in stazione di Nuova Gorizia. Accanto la traccia del binario soppresso, indipendente verso Gorizia Centrale. In deviata a 20 il nostro treno entra ora nella stazione capolinea di Nuova Gorizia e si dirige al secondo binario. Il binario è ingombro e questa è la prescrizione, infatti, che il treno aveva ricevuto a Porvacina. Arrivo a Nuova Gorizia in binario ingombro. Termina così il viaggio a Ajdovština Nuova Gorizia. Il piazzale di Nuova Gorizia visto dall'alto, il treno misto pronto per tornare a Gorizia Centrale, la locomotiva diesel FS D345 con dietro la vettura passeggeri. Di solito questi treni vengono effettuati con una doppia trazione, due motrici diesel accoppiate assieme, ma oggi abbiamo una motrice sola, come all'andata. Vediamo qui invece una motrice diesel 713-715 che di solito viaggia sulle linee di Lubiana, ma è venuta qui con un viaggio straordinario. Imponente fabbricato di Nuova Gorizia, l'antica Gers Stadtbahnhof imperiale. Ed ecco un'altra 713-715 in manovra. Il nostro treno merci 53183 è pronto alla partenza. Ordine di partenza da parte del dirigente movimento. Il segnale in fondo, giallo-verde, dà via libera a velocità ridotta. In questo caso però 20 anziché 40 come da regolamento. No? Era Pampetoidei, no? Il mio macchinista ha scattato 300 foto. Io le scattato di parole. Era Non 25. solo ho fatto la fesseria con la macchina cinematografica, ieri sera abbiamo un pochino preso insieme. Vediamo anche l'antico segnale tuttora in uso di manovra meccanica, il rombo azzurro, che a via libera si rovescia. Non sa di distanza, che voleva vedere. Guarda come si testa la pista. Serve in mettere bella con Il merci misto parte così da Nuova Gorizia verso Gorizia Centrale per questo breve servizio internazionale. Ecco il segnale di partenza. Sai come si dice? Questi sono senza piombo, Ok? hanno le targhe verdi. Ah, Dio, cosa? A destra si interrompe il binario che un tempo era il binario indipendente per Gorizia Centrale. Le rotaie ci sono ancora in mezzo all'asfalto. Si è acceso
il segnale di controllo del passaggio a livello ed ecco le due gallerie della Costanievica, la nostra, l'antica del 1906 e a destra quella del 1929, come si vede anche dal differente colore dei muri dei due portali. Ecco la galleria della Costanievica di 228 metri. Quello là è una promozione turistica. Per promozione turistica io ci sto lavorando su. Ho un 10% molto grande. Ma è interessante, roba così fuori normale, sai? Sì, sì, lei regaloni, sì, sì, capito, per i turisti, dai. No, ma pagano. Sì. Ok. Continui a fare ancora adesso magari. E continui a fare ancora per l'auto. Sì. Adesso avremo molto per... Si esce dalla galleria della Costanievica e ci si accosta al confine. Le case davanti a noi sono in Italia. Guarda come si allinea, ti rendi conto della fare tutta scavalcata, eh? Ed ecco il passaggio a livello internazionale. Adesso mi sa che viaggeranno tra Kepler e Petavolo per andare giù. Perché sono per costruire i binari tra Cesana e Villa. Sì? Siamo ora in discesa dell'8 per 1000. Cesana, Villa. Pensavo alla Villa 8 io. Ieri stesso? 2 mesi. Ah, no, Quando i nostri avevano le macchine elettriche sono state noi col diesel. magari su Esotte eri là. No, no, Eri là. ero là su. Ciao, vedi adesso lì il chilometro. Ah, se una macchina, perché ancora che non... 350 La prima, la prima, seconda, 400 la seconda, adesso lì, dai. 100 la terza La segna adesso. e niente, forse del riflesso. No, ma deve segnare anche la terza. La terza segna. Ecco ora il ponte di 10 metri sopra il valico internazionale della Casa Rossa. Adesso non mi decido, ora di nuovo. Ora verso il metro, Fare i lavori. Davanti a noi, in fondo, l'ospedale di Nuova Gorizia. Video manicomio. Preparati, stanno facendo il ponte. Ed ecco ora il segnale d'avviso del bivio verde lampeggiante, avviso di velocità ridotta, deviazione. Naturalmente è ovvio che i macchinisti di questi treni internazionali devono essere abilitati al regolamento sloveno. Io vado a piedi dappertutto. ho visto che c'era molto là, dalla montagna anche per tutto proprio. Quelle trincee dove te la trovate? Sono qua? Ah? Quelle trincee, i busi, trincee di guerra. Come si le chiamano? No, quella roba ce n'è qua in giro. Livio San Marco. Ci avviciniamo all'attuale Mark Zepisce, il bivio San Marco, telecomandato da Vertoiba. Ed ecco il segnale di protezione del bivio, giallo lampeggiante su verde, velocità ridotta e via libera.
Ed ora al bivio, chilometro 92,128 dell'attuale linea, inizia la linea di raccordo verso Gorizia Centrale. Davanti a noi il fabbricato della fermata di Schempeter. E poi siamo in discesa del 12 per 1000. Ora da sinistra arrivava l'antica linea privata e poi il doppio binario di Prevacina. No, l'albero da un'altra parte, l'ho messo lì, giusto per farlo. Tagliare il ramo. Ed eccoci nel piazzale della stazione di Vortoiba. Quindi, come si vede, il segnale che protegge il bivio protegge anche la stazione. A destra l'antica stazione di San Pietro di Gorizia della linea locale, oggi abitazione privata, e poi il fabbricato costruito dall'Italia della nuova stazione di Gorizia San Marco, oggi Vortoiba. Sì, passava di qua, questo qua è un casello. Non sai che ferma il treno? No. Scherzo. Ma quella stazione è San Marco, no? Sì. Però tu sei stazione di? Ed ora il segnale di partenza verde ci dà via libera. Siamo sul tratto pianeggiante. Sì, Salcano San Marco. Prima a Salcano, poi a San Paolo. E San Paolo parlaselo, ecco, parlasi San Paolo. Quello su, tra Plave e Salcano, a metà là dove veniva. Ah, si può Sì, solo. sì. Stiamo entrando in Italia. Ecco il segnale di protezione rovescio di Vortoiba. Siamo vicinissimi al confine di Stato. No, penso Rico Sacchi ieri sera. Intanto ecco il confine e il segnale d'avviso di Gorizia Centrale, giallo-verde, avviso di velocità 30. Il confine per il chilometraggio sloveno è 1,855, per il chilometraggio FS da Gorizia Centrale 2,630. I russi qua come gli sei? Sì. Tutti i carri russi sti qua. Sono transalto. Sulla nostra sinistra vi è il grande autoporto confinario di Gorizia. Andiamo su, adesso sì. Anche la macchina è le stazioni che la No, sono fino a poco. No, il signore dice che deve vedere. Ecco ora le tavole di orientamento del segnale di protezione esterno di Gorizia Centrale. Avevo le chiavi, ho fatto dentro io E dove si è messo poi? In galleria? Poi? Fuori. Tutto il tunnel che porta l'aria dentro per così. Il segnale mostra rosso su giallo, via libera a 30 e avviso di via impedita. Gorizia Centrale. Ed ora, con la nuova curva del 1989 che ha modificato lievemente il tracciato, la nostra linea di raccordo internazionale entra nel piazzale di Gorizia Centrale. Da sinistra la linea elettrificata Udine-Bivio San Polo, cioè la linea di Monfalcone-Trieste. L'antica linea Sidbon che da Trieste-Sidbanov, l'odierna Trieste centrale, raggiungeva Cormons, la frontiera
fra Austria e Italia. Ed eccoci ora a tornare sotto i fili della catenaria elettrica. Passiamo ora sul binario di sinistra del doppio binario. No, perché a Villa solo ho visto quelle girano. Le marmotte. Per le messe aperte, sì. Poi anche le volte sono belle, mai originali. Sono bene, dai. Noi ora dobbiamo aspettarci, come dal segnale di avviso che è accoppiato al segnale di protezione, una via impedita. In realtà non vi è la via impedita. Si tratta di un caso del tutto particolare del regolamento segnali. Giallo. Infatti il segnale di protezione interno mostra rosso, giallo, cioè l'aspetto del doppio giallo. Il che significa che il nostro arrivo avviene in un binario ingombro oppure di lunghezza anormale, inferiore a 700 metri, ma comunque superiore a 350. Questo particolare aspetto molto restrittivo deve obbligatoriamente venire preceduto dall'avviso di via impedita. Per questo il segnale di protezione esterno avvisava la via impedita e non la deviazione. Ed ecco il segnale di protezione interno rosso, giallo. I treni di questo servizio internazionale devono sempre arrivare e partire, sia il misto sia i normali treni merci, dal quarto binario, perché qui è posta una telecamera tramite la quale la Guardia di Finanza controlla dall'alto i vagoni. Perciò è sempre obbligatorio finire in questo quarto binario. Per i treni merci sarebbe meglio finire nel piazzale, ma la Guardia di Finanza non ha voglia di controllare i carri nel piazzale e preferisce invece guardarli con la telecamera. Ed ecco il nostro merci misto internazionale finire la propria corsa alla stazione di Gorizia Centrale. Finisce così questo viaggio sulle linee attorno a Gorizia. Fatto attraversare il binario, allora dove smonto? Vediamo qui la situazione di Gorizia nell'anno 1902. La linea della Sidbahn che proviene da Trieste e raggiunge il confine di Cormons era arrivata a Gorizia nel 1859 e qui vi era la stazione di Gerz-Sidbahnhof. Da questa nel 1902 si dirama una linea privata, la Wippacher-Talbahn, la linea di Aidowщина, cioè di Aidenschaft. Poiché però questa compagnia privata non aveva i mezzi per esercitare il traffico, l'esercizio viene affidato alla compagnia Sidbahn che paga un pedaggio alla società privata. Nel 1906 arriva a Gorizia la parte finale della relazione transalpina Boemia-Trieste, la Wokhainer Bahn, la Boinska Proga. Si forma così il triangolo dei bivi della zona di San Pietro. La società privata toglie l'esercizio alla Sidbahn e lo affida invece alle ferrovie imperiali, al compartimento di Trieste, che dal bivio ai Mindung in die Hauptlinie a Prvacina pagano un pedaggio per l'esercizio del binario che è incorporato nella ferrovia principale Jesenice-Trieste.
Con la prima guerra mondiale nel nodo di Gorizia abbiamo delle piccole modifiche. Lo scalo militare di Kemperlische-Ferlade Stelle fra San Pietro e Volcia Draga, la stazione militare di Gradiscutta fra Volcia Draga e Pervacina con 10 binari, che sarà molto importante per il rifornimento del fronte, e per sottrarsi ai bombardamenti il collegamento diretto fra la linea per Trieste e Opicina e la linea di Aidussina tramite la bretella Stesche-Batuie. Questa situazione viene poi trovata dall'Italia nel 1918. Vengono eliminate le opere inutili, le opere di guerra, e tutto ritorna come era prima, salvo i nomi delle stazioni che vengono tutti italianizzati. Nel 1927 abbiamo dei cambiamenti. A parte il breve periodo del raccordo Ragazzi per la cava Sabotino, che serviva unicamente alla ricostruzione del viadotto di Salcano e che durò soltanto 2 anni, viene attivata la linea a doppio binario che da Gorizia Centrale deve raggiungere Prevacina. Questa linea era voluta dai militari per motivi strategici. Sorge la nuova stazione di Gorizia San Marco. Il bivio meridionale viene eliminato e abbiamo così ora la Vauclin-Herbin affiancata al nuovo doppio binario, un tratto quindi a 3 binari. L'anno dopo, 1928, il doppio binario da Valvociana arriva a Prevacina, mentre dall'altra parte viene eliminato l'altro bivio, il bivio nord, e abbiamo il collegamento diretto fra Gorizia San Marco e Gorizia Montesanto. In questo modo il colle della Castagnevizza viene traforato da una nuova galleria parallela alla precedente. I lavori si completano nel 1929. Viene eliminato il bivio Vipacco, la linea di Aidussina esce direttamente da Prevacina su un nuovo ponte, e poi dopo il ponte abbiamo ancora un doppio collegamento fra le 2 linee, quella di Trieste e quella di Aidussina. Dopo la bufera della seconda guerra mondiale tutto va rifatto e ricostruito. Dopo una parziale ricostruzione degli alleati entrano in gioco le ferrovie italiane e le ferrovie jugoslave. La linea Udine-Monfalcone viene riattivata a semplice binario. In Jugoslavia si riattiva la ferrovia. Viene istituito il nuovo bivio di Mark con la diramazione per Vrtojba, però il collegamento con Gorizia Centrale rimane interrotto a causa dei cattivi rapporti politici fra le 2 nazioni. I nomi delle stazioni ritornano sloveni e la linea non è più Jesenice-Trieste ma diventa Jesenice-Sesana a causa della deviazione della stessa per via del nuovo confine nella zona di Repentabor. Infine nel 1960 i 2 paesi stabiliscono buone relazioni e si crea così il nuovo transito internazionale fra Gorizia Centrale e Nuova Gorizia, via Vrtojba. Questo tratto di linea viene affidato in esercizio alle ferrovie dello Stato italiane. L'ultima modifica poi di Gorizia, che non c'entra con le linee che ora vedremo, ma che si riporta per notizia storica, sia nel 1989 con l'attivazione del nuovo apparato a CEI di Gorizia Centrale ed il raddoppio del binario sulla linea di Monfalcone e verso Udine fino a Mossa.